Sunlight, ricerche e istruzioni in accademie, è un programma che nos mostra ciò che si intende quando si fa di ricerche in diversi settori dell'università, sia di umanistici che scientifici. Die per spuntadis o la rina cognossi ricercatori e ricercatori dell'Università del Friuli. Saranno loro a mostrarnos l'importanza dei loro studi, dai traguardi che hanno arrivato ad ora a conquistare e dagli obiettivi che hanno tagliato per l'avvenire. Il simbolo del polo scientifico sono i RIS, in cui ogni giorno centenari e centenari di studenti increasano la loro conoscenza. A tor, però, è tutta una rete di laboratori in cui la ricerca è tutta forte e svuota la sua energia su tutto il territorio. Qui con il professor Paolo Sivilotti dal gruppo di ricerche di viticoltura e enologie. Professor Sivilotti, ci mutise in Sude la sua passione per la ricerca? Ho sempre avuto passione per scienze, per biochimica, per statistiche e proprio in quel momento che facevo le tesi ho elaborato dei dati di una cantina per cercare di capire come che l'ambiente di coltivazione di vita poteva effettivamente fare le differenze in termini di qualità di UE e quindi poi dal vino. Quindi un primo progetto che mi ha fatto le potenzialità del territorio. Dopodiché, per me esperienze di lavoro, ho avuto l'opportunità di cominciare a lavorare anche su un'altra tematica, che è un lavoro biele, che è dall'equilibrio delle piante e di gestione della vegetazione delle piante, perché effettivamente si sa che i rapporti che stanno tra troppe foglie che è sulle piante e troppe produzioni che sono importanti per portare su essa maturazione al momento di vendere. Proprio fare una domanda difficile, nel senso che qui si dentro dal sommonto della ricerca e i viot che le plena di veris, di pipettis, di contignidors di diverse forme e dimensioni e dal sicuro anche con diverse caratteristiche. Rivaresti alla contanus in maniera avonde semplice per noi altri che non facciamo parte del mondo della ricerca, c'è che si fa qui dentro? Tutte le robe che io dei sui banconi servono principalmente per, una volta che ho inchiappato in una foe, un insieme di asins di UE e ho impartato qui, ho potuto studiare ciò che è dentro. Ovvero sia, lo chiappin, lo frantumin, no? Facendo un polvere di una roba e dopo ho usato una soluzione per estrarre una certa componente e analizzarla. Per esempio, io posso usare metanolo, che è un alcol, anche che costa poco, tra l'altro, per estrarre il colore degli asini di UE e posso misurare troppo di che composto legato al colore in queste bacche rispetto a un'altra varietà, rispetto a una condizione magari in cui aveva manco le UE. Questa è una roba. Che altre robe che facciamo è chiappare una foe, un asino di UE o un apice, insomma, ciò che è, estrai il materiale genetico. E Tagliains è arrivato a mettere insieme tutto il codice genetico di vita. E se il gruppo internazionale che ha lavorato in questa direzione ha lavorato bene in chiesa che ha permesso di capire quali tox del codice genetico
e hanno una determinata funzione. E quindi noi possiamo arrivare anche a capire a questo punto se abbiamo applicato una tecnica del chiam, manculaghe, abbiamo llevato le sfues, abbiamo ridotto il numero di raps, se le tecniche che vengono applicate hanno un effetto sulla genetica di quelle piante lì. E quindi che il cambio di dispersione parte una modifica dopo, dal livello del colore, poi trovi che delle resistenze a stress idrico o delle resistenze a una determinata malattia. Chi ho sentito di un sequenziatore, un strumento che in pratica serve una volta che vi metto dentro un campione di un FUE, di un APIC o di un ASIN di UE, a determinare le sequenze del DNA. No? In questa maniera qua si può fare, ad esempio, si può identificare delle zone del DNA che hanno delle funzioni e che serviranno dopo con un'altra tecnica per capire anche che varia l'espressione di queste zone di DNA che si chiamano geni in funzione delle tecniche che vengono applicate in chiamo. O di altre bande non servono per capire quando si incrociano le varietà se un carattere è stato trasportato all'interno dei figli che sono stati generati e quindi fa che si chiama le selezioni assistite da marcatori. E quindi se noi abbiamo necessità, ad esempio, di salvare solamente i figli che hanno un carattere di resistenza, lo possiamo scartare ormai due che non lo hanno ereditato. E come usmenina è scovierte di un'altra eccellenza dell'Università del Friuli, le aziende agrarie Antonio Servadei. Denante de aziende Antonio Servadei e come olarina scuviergi la storia di queste realtà ad un col direttore Pier Giorgio Comuzzo. Buongiorno a tutti, l'azienda è nata nel 1987 e porta il nome dal primo rettore dell'Università di Udine, Antonio Servadei, che era un eminente entomologo, e ha un'estensione di 70 ettari circa, dividuti in due località dal circondario di Udine, che sono Sansualt, dove abbiamo circa 35 ettari, e una trentina di ettari a Pagnà. Sansualt è dedicato prevalentemente all'attività agricole vere e proprie, quindi seminative, coltivazioni arboreis, mentre Pagnà è orientato sulla zootecnia, quindi animali di allevamento e faune selvatiche. Sono le principali attività che vengono portate in aziende? La missione dell'azienda è che dà supporto alle attività del Dipartimento per ciò che riguarda la didattica, la ricerca, ma anche di fare un servizio per il territorio. Ovin sperimentazioni in campo di seminativo, su blave, formento, soe. Ho vinto sperimentazioni in campo viticolo, campo di frutticoltura, ho vinto una grossa varietà di piante di kiwi. Non stiamo a dismentire dopo che chi è stato portato in avanti una parte del lavoro di caratterizzazione di tutte le varietà di vite resistenti, che è un po' un fiore all'occhiello delle ricerche dell'Università di Udine. E con lei viene fatta anche la trasformazione dei prodotti?
Qui abbiamo fatto anche una parte di trasformazione dei prodotti perché abbiamo una micromalteria per produzione di mal di Warding, che ho prima per produzione di birre. L'Università di Udine, dal punto di vista della produzione di birre, è stata delle prime università italiane a avere un impianto di microbirificazione. E dopo vin la cantina sperimentale per produzione e per vinificazione di vins sperimentali, sempre a supporto di ricerche e di didattiche. Cioè vuoi dire di vin sperimentale? Vin sperimentale vuol dire che ho realizzato, ho fatto delle prove in campo su vit, ma ho fatto anche delle prove tecnologiche per testare nuove tecnologie, nuove maniere di fare il vin, sempre tenendo di voli la sostenibilità e ridurre più possibile l'impiego di additivi come per esempio i solfitos. Osin con Giorgio Comuzzo, tecnico dal Dipartimento di Sciences Agroalimentars, Ambientals e Animals, e come la Rina Scuviergi ci abbiamo creato dagli nuovi plantis a partire di bacchetti con le stesse caratteristiche dalla pianta mari. Perfetto, buongiorno a tutti. Queste tecniche si chiamano taleaggio e, come diceva giustamente Serena, permette di ottenere altri plantis con le stesse identiche caratteristiche e qualità dei plantis che gli bacchetti sono stati prelevati. E è una tecnica che non si può usare per tutte le varietà di pomars, ma per il fissar, per il kiwi, per il melograno e per i rosars e vengono tranquillamente utilizzate a livello hobbistico e dà buone soddisfazioni. E noi come lo faremo con plantis di figar? Di figar, perché è quel che viene a disposizione in questo momento. Praticamente il materiale di partenza sono dei bacchetti di un anno, poi io manco lunghi. No, per il tipo di bancale che viene e c'è molto che viene organizzato, le robis, non va bene che siano lunghi circa 20 cm. L'importante è fare il taglio rasente di una gemme, circa 20 cm, e ho lasciato una piccola porzione, perché viene, questa è la prima operazione, cerale, o le mettiamo in queste paraffine cere liquide, in maniera che le sigillino e evitino le disidratazioni delle bacchette. Come io ho li prepari molto velocemente. Che sono gemmis, le parti terminali delle bacchette che finiscono con una gemme, ovviamente non le cerene, non covente, non le nessun taglio, nessuna ferita di sigillare. Sì. E generalmente ha poi probabilità di funzionare meglio questo procedimento. Il mio collega Cubo sta applicando l'ormone. L'ormone è una sostanza vegetale che favorisce l'emissione dei slidris. Praticamente il chiaf lo viene sigillato in maniera che non perde umidità. Sotto facendo questo trattamento, col tempo, dal giro di qualche settimana, si formerà come un cal di cicatrizzazione, si chiama, e di che partiranno gli slidrisutis, piccoli all'inizio, blanchi, fragilissime, e dopo plan che chiappi in forza, si inscuriscono e avviene la parata radicale. Disegno fra un mese o saven se questo piccolo sistema sta funzionando, tal senso che verranno attaccate a muoversi le gemmis, questa verrà interrata dopo l'avvio sul bancale circa fino a queste altezze. Una o due gemmis che sono furtiare e cominceranno a rompersi e a fare le fuette. Sotto ogni tanto vengono tormentare o tirano su una e si vede prima viene un anello bianco, dopo viene fuori a bozza. Allora il sistema sta funzionando, ho giocato con le irrigazioni, con le temperature e disegno 3 mesi, o vengono le plantute
attecchite, le piante le vengono create, compagne identiche de mari, di cui vengono prelevate il materiale. Anem verso il bancale di radicazione. Qui sta il bancale di radicazione, con Tabayavi, qui si arriva a Viodi e sono dei stavelli di refrattari, sotto e corne serpentine di aghe che è collegate con le normalissime tialderi da riscaldamento. Qui un tec mal sagomat è il termostato, nie di poi di manco di un termostato che è a chiase, o vengono impostare le temperature a 26-27 gradi e quindi sotto a quel livello alle clip. Fur, come le chial, perché le sorelle e le belle giornate, però durante l'ignoto, salvezza di nullassi, sarà decisamente più fresco rispetto ai 26 gradi sotto. E quindi il sistema in teoria al varese di funzionare bene. Come è la parte più semplice di tutte le faccende, cominciamo. Siccome che anche il voli ha le sue importanze, un sistema rudimentale, parlavo di dress, o vendi metris, disegno, chiali savonde, ma senza esagerare. L'importante è che non va a diretto contatto con il refrattari, se no rischieresti di ustionarsi. Mandandole dentro con un movimento regolare e senza chiamarsi, sotto resta quel mezzo centimetro di materiale inerte che va bene ai nostri scopi. E allora, come Nina scuviergi quali sono i prodotti che vengono prodotti dalle aziende agrarie? Sì, le aziende agrarie producono e commercializzano diversi tipi di prodotti, di tiare, ovin il vin, di differenti tipologie di vin, ovin le mil, ovin le birre e ovin il ueli di olive. Tutti i prodotti sono ottenuti attraverso la collaborazione con importanti realtà agricole regionali. In particolare sul discorso del vin, due prodotti sono ottenuti a partire dalle varietà resistenti selezionate qui a Udin. Queste varietà resistenti sono coltivate secondo i criteri di agricoltura biologica, ovvero una parte già convertita e una parte in conversione. Per concludere, le aziende agrarie e anche le fattorie didattiche, quindi si inviano a visite di scolareschi, di elementari e di medis e anche dai progetti di collaborazione con associazioni onlus per disabilità.